Perché la giornata in ricordo delle vittime delle mafie si svolgerà proprio a Sestri? Non è una memoria sterile, una memoria che si esaurisce in quella giornata, ma una memoria che vuole tradursi poi in un impegno tutti gli altri giorni dell'anno. E quindi Sestri Levante era simbolico in particolare per la vicinanza con Lavagna, comune che è stato sciolto per infiltrazione mafiosa, e quindi ci sembrava simbolica una presenza nel Tigullio quest'anno. In quella giornata verranno ricordati i nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie, ma per prepararla domenica 10 marzo ci sarà un'altra iniziativa, una pedalata con diverse tappe. In particolare nella tappa di Lavagna e in quella di Chiavari, che cosa ricorderete? Allora, nella tappa di Lavagna sicuramente si parlerà e si rievocheranno quelli che sono stati i fatti che poi hanno portato al processo in corso, naturalmente con tutte le riserve del caso, essendo appunto in corso un processo. A Chiavari invece faremo riferimento ai dati di una ricerca, Libera Idee, che è stata condotta sulla percezione delle mafie sul nostro territorio, quindi in Liguria. La percezione del fenomeno mafioso non è così forte per le forme forse meno tradizionali che ha la presenza mafiosa sul nostro territorio, mentre maggiormente si ha tendenza a una percezione della corruzione, forse da quel punto di vista anche ampliata rispetto poi alla realtà dei fatti. Partiamo da Sestri Levante, dal municipio alle 10:30, poi sostiamo a Lavagna in piazza Vittorio Veneto, dove appunto, come ha ricordato Aline, racconteremo i fatti di Lavagna, poi arriveremo al municipio di Chiavari, dove faremo appunto una riflessione sul fenomeno in Liguria. Poi ritorneremo a Lavagna e davanti al municipio di Lavagna invece noi come FIAP Tigullio faremo una breve riflessione sul fatto che queste vicende hanno comunque portato al commissariamento e a un blocco diciamo di fatto di iniziative anche legate ai temi che ci interessano, come la mobilità sostenibile da Sestri a Lavagna a Chiavari.